L'ultimo tentativo, come era ampiamente prevedibile, è fallito miseramente. Il mediatore di origini iraniane, che da tempo vive e lavora in provincia di Agrigento, dopo aver assicurato che l'imprenditore Karimue sarebbe venuto da un giorno all'altro in città per rilevare la società, ha prima preso tempo e infine ha di fatto dato l'alta alla trattativa. La dichiarazione ufficiale, l'unica che nelle scorse settimane ha rotto un lunghissimo silenzio mediatico, parla di rallentamenti dovuti al complicato momento internazionale che sta attraversando l'Iran, soprattutto nei rapporti commerciali con l'Occidente. In sostanza ci sono difficoltà nel portare i soldi in Italia. Ai più scettici è apparso il pretesto più scontato per far saltare una trattativa che in tanti avevano dato per fatta. L'avvocato Enzo Caponnetto, socio e legale del club, nonché dirigente che ha curato la trattativa fin dall'inizio, andando persino a Teheran a gennaio, sabato scorso, ha voluto contattare il mediatore per capire se sono stati compiuti dei passi avanti. La situazione è rimasta identica e a questo punto il baratro è davvero a un passo. E adesso il tempo stringe e all'orizzonte non esiste neppure una minima alternativa per evitare il fallimento della società. I tentativi delle scorse ore di sbloccare lo stallo sono falliti. L'attuale proprietà ha detto e ribadito da tempo che non iscriverà la squadra al prossimo campionato di Serie D perché non ha le risorse per portarla avanti. La scorsa stagione si decise l'iscrizione il 30 giugno, all'ultimo giorno utile, grazie a una sorta di colletta fra tifosi e soci di minoranza che avrebbe dovuto tamponare la situazione in attesa della definizione dell'accordo con una cordata di imprenditori romani di cui non si seppe più notizia. Poi una stagione di stenti in esilio con una proprietà che ha concluso la stagione solo nell'attesa di cedere agli iraniani. Adesso i nodi sono venuti al pettine. L'attuale proprietà ha fatto intendere che in caso di mancata cessione avrebbe chiuso la società mettendola in liquidazione anche per sanare la complessa situazione debitoria. La stagione peraltro si era chiusa con 4 mensilità di stipendi ancora da saldare e decine di migliaia di euro di contributi previdenziali e ritenute IRPEF non pagati. In caso di mancata cessione, salvo miracoli, non sembrano esserci altre strade. L'attuale proprietà sembra orientata a chiudere la società.